Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati oggi a Brescia in tavola, c'è chi mandi baci? A Lourdes, si chirmi a te. Oggi a Brescia in tavola c'è il risotto speck e vino rosso, ingredienti per 4 persone. Bravo, dai. Circa, poi chi mangia più, chi mangia meno. Dai. 360 grammi di riso, un etto di speck, olio extravergine di oliva, vino rosso, brodo, un etto di burro e un etto di formaggio grana. Bravissimo. Dio, fammi un complimento all'autorità, dai. Dai, allora, via. Tagliamo il nostro speck a cubiti bei piccini, un rosolà leggermente, ma raccomando, mi fai brisare l'olio extravergine di oliva. Metto dentro la nostra quantità di riso e il fun rosolà. Il riso deve essere ben caldo e l'olio deve essere stato assorbito quando sfumare con il nostro vino rosso. Sfumare nel senso Fumare. di sfumare in come Le douane che fanno le ricette, cribbio, che andiamo a capire cosa vuol dire sfumare. Bebo, de una bebo. Bebo. Ma che bontà! Ma che bontà! Ho trovato un Carlo, sono l'uomo più felice di questo mondo, siamo pochi noi Carli, ma sai quanti pochissimi Carli ci sono? Insomma, un bel nome, insomma. Beh certo, ma non solo il nome è bello, pure noi siamo belli. Carlo è il bebo, chi è sto bebo? Chi è un bebo? Bibo? Un bimbo, bebo, che lei è un bebo. Beh, in termini bresciano, Bibo può anche darti che sia un Bertoldo, un po' diavolo, perlomeno penso io. Ecco, una persona di poco conto, di poco, una Perlomeno, tontolone. così io credo, esatto. Io la conosco al femminile però, la bebo. Federica ha nulla di personale. Lei conosce qualcuno bebo? No, non lo conosco. Al lavoro, può dirsi sbilanci? No, Ufficio? no. Ex colleghi? Così dopo se mi vedono. Aiuto, no. Beba, no, solo persone intelligenti. No, non solo persone intelligenti. Però non saprei dirle chi. Non ho proprio idea. Brava, signorile, non si caccia nei guai. Chi? Brava signora Camilla. Però il bebo è quello. Beh, quello. E capila, sicuro, la conosco Gnana Bebo. Io mi conosco tante figlie di Bebo. Dicono che bando. Sì, basta. Compagnie dai, Basta. Allora, torniamo al nostro risotti col speck e vino rosso. Gondi che sfumo col nostro vino rosso e il funziona completamente. Quando un po' alla volta andiamo a mettere dentro il nostro brut fino a cottura ultimata, quindi il tastaron per vedere se le cotte. Alla fine mantecom col botter e il formaggio de grana grattato. Fine, e il nostro risotto speck e vino rosso è pronto da gustare. Bene, adesso ripeti tutta la ricetta senza leggere, così dimostri di non essere cuoca, di non essere in grado. Tagliamo il speck a cubetti e il forno rosolante e l'olio extravergine di oliva. Senza guardare, racconta così, dai, forza, vediamo come te la cavi. Lo faccio veloce. Basta, per carità, è andata così, grazie, alla prossima, ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.